ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e personale civile. In nome del Capo dello Stato, da oggi riconoscerete il colonnello pilota Fabio De Luca, quale comandante del 51esimo Stormo. Passaggio di consegne della bandiera di guerra del 51esimo Stormo nella base militare di Istrana. Il colonnello pilota Emanuele Chiadroni, dopo 2 anni di comando, cede il testimone al colonnello pilota Fabio De Luca. I 2 colonnelli si conoscono dai tempi dell'Accademia. Abbiamo fatto l'Accademia Aeronautica insieme nel lontano 1995, abbiamo preso strade diverse, io un corso di volo in Canada, lui negli Stati Uniti, ma siamo rimasti sempre in contatto. Ha fatto un lavoro straordinario e gli sono davvero molto grato perché mi cede un comando con uno Stormo in straordinaria forma, capace di assolvere a tutti i compiti che l'aeronautica ci chiede di portare a termine. Il passaggio di consegna è stato presieduto dal generale di squadra aerea Luigi Del Bene, comandante della prima regione aerea del comando Forze da Combattimento. Durante la cerimonia il colonnello Chiadroni ha espresso la sua gratitudine per l'opportunità di aver guidato il 51esimo Stormo Caccia e ha annunciato il suo nuovo incarico presso lo Stato Maggiore Aeronautica. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità civili e militari, tra cui i sindaci di Treviso, Mario Conte, Istrana, Maria Grazia Gasparini, Bassano del Grappa, Nicola Finco, oltre a tanti primi cittadini della Marca, con loro anche il prefetto Angelo Sidoti e il procuratore Marco Martani. La cerimonia è stata un momento di grande emozione e orgoglio per il 51esimo Stormo Caccia e per tutto il personale coinvolto. Sono delle emozioni molto forti, ritengo che sia un privilegio straordinario. Il 51esimo Stormo ha dato prova negli anni di essere un'assoluta eccellenza dell'aeronautica militare e quindi essere qui alla guida di questi uomini e donne straordinari è veramente un privilegio incredibile. Il colonnello De Luca sarà ora responsabile delle attività istituzionali del reparto. Il 51esimo Stormo Caccia, dotato di velivoli Eurofighter, svolge un ruolo cruciale nella difesa aerea nazionale e nel servizio di Quick Reaction Alert della NATO. Oltre al supporto alle forze di superficie, il reparto è impegnato in operazioni di attacco e ricognizione. Il compito primario è sicuramente quello della difesa aerea e degli spazi euroatlantici e poi ci sono dei compiti secondari di assistenza che in qualche modo concorrono a quelli che sono tutti i compiti istituzionali dell'aeronautica militare.